Sesta corsa, premio Rounds, sono buone femmine di 4 anni, non vincitrici di 45.000 euro in carriera, sono in 6 al via, 1 Americ Clemar, Gianvito D'Ambroso, 2 Assia Luis, Vincenzo Piscuoglio, 3 Annina, Andrea Farolfi, 4 Amour Petit, Roberto Vecchione, 5 America K, Alessandro Gocciadoro, 6 Alissa Trio, Marco Stefani. Leggermente discosta proprio Alissa Trio che non partecipa al lancio. Stacco della macchina, l'errore di Annina. Veloce, Assia Luis, scavalca Americ Clemar, mentre Amour Petit cerca di rientrare a America K, manovra che riesce. Vanno a chiedere strada, Assia Luis evidentemente una la vuol mandare e manda Amour Petit con Roberto Vecchione che dopo 200 metri in 14,7 è la nuova battistrada. Quindi viene dura America K che rimane di fuori scoperta, terza alla corda è Americ Clemar davanti a Alissa Trio che sposta all'esterno mentre fuori corsa squalificata Annina. 400 in 29,7, mantiene ritmo abbastanza sollecito, ancora un 15 Roberto Vecchione. Con la figlia di Lux Zestar, America K si è adeguata al largo, la sua schiena è presa da Alissa Trio, mentre lungo la corda sono Assia Luis e Americ Clemar. 16,1 la curva, viene fuori 45,8 per i primi 600 metri, passaggio davanti alle tribune, triremi in barca, Roberto Vecchione vuole risparmiare energie, si è adeguato al ritmo blando all'esterno America K al pari di Alissa Trio, 31,6 il secondo quarto, viene fuori un primo giro in 1,1,3. Penultima curva con 3 cavalle alla corda e 2 all'esterno, Amour Petit, Assia Luis e Americ Clemar, mentre all'esterno America K e Alissa Trio. 15,9 viene fuori il chilometro in 1,17,2. Ancora situazione cristallizzata, nessuno fa la prima mossa, siamo a poco più di 400 metri dalla conclusione, retta di là passata in 15,1, ultima curva in vantaggio sempre Amour Petit, America K all'esterno, Alissa Trio che accenna la terza ruota, poi lungo la corda Assia Luis, Americ Clemar, ancora tutto da giocare. Siamo al paletto dei 200 finali, ultima curva passata in 15,2, sposta decisa Alissa Trio, retta d'arrivo, cerca di difendersi Amour Petit, di dentro si lancia Americ Clemar, di fuori Assia Luis, alla fine Assia Luis con Vincenzo Piscuoglio che viene a vincere su Americ Clemar e Alissa Trio. Bella vittoria per Assia Luis, la figlia di Love You e Elite Fox Dete della scuderia Polestars, il training di Francesco Alessandrini. La vittoria per Vincenzo Piscuoglio che ha spostato dalla scia di Amour Petit. Alla fine sono arrivati le 2 cavalle che hanno corso alla corda, mentre terza è Alissa Trio dopo buon percorso esterno. Rivediamo la vittoria: al primo Assia Luis, al secondo Americ Clemar, al terzo il numero 6 di Alissa Trio davanti a Amour Petit.